Settore. Allora, mi chiamo Lidia Tosato e sono nel settore di multiservizi, gli appalti delle pulizie nelle scuole. In che condizioni vi trovate a lavorare e a vivere? Allora, diciamo che in questi anni, e ho cominciato nel 99 a oggi, cosa si è modificato? Sempre in fattori peggiori, tra appalto e appalto, le ore sono sempre diminuite. Quando dicevo prima che ho letto che oggi ti dicono fai 5 ore e il giorno dopo ti dicono fai 3 ore, è successo veramente, non era una metafora, era proprio successo. Ho ricevuto la telefonata e mi hanno detto da domani fai 3 ore, con un mutuo da pagare, ci sono persone che, è vero, hanno il marito, uno dice hanno 2 stipendi, molte delle nostre colleghe sono da sole, hanno dei figli, hanno l'affitto e hanno E, dovuto fare i conti con questo. e qual è lo stipendio medio che si porta a casa lavorando 5 o Allora, 3 ore? allora, 5 ore sono sui 700 mensili, 700 e rotti. Se uno ha 3 ore, arriviamo forse a 400, forse. E ci sono quei famosi 2 mesi che quando cominciai io a lavorare ancora le mie colleghe precedenti percepivano una disoccupazione, poi fu cambiata la legge e hanno detto ma voi non siete licenziate, voi non avete perso il posto di lavoro perché a settembre ricominciate, quindi arrangiatevi. In poche parole. Perché durante le vacanze scolastiche non si fanno le Esatto, pulizie e quindi non vi pagano. siamo in sospensione lavorativa, siamo come congelate. Ora, per carità, magari qualcuno può dire posso trovare un qualcosa, ma non è detto che riesci a trovarlo. Magari tanti avevano bambini piccoli, hanno detto se sono a casa come faccio? È quel classico lavoro che ti permette di seguire la famiglia o di seguire, nel mio caso, una mamma malata che ha un'invalidità, ora c'è una persona con lei. Prima avevo il telefono che mi suonava, ho dovuto schizzare a un certo punto fuori perché ho capito che c'era qualcosa che non andava. Devi fare fronte a tutte queste cose qui. Questo è un lavoro che di per sé ti permette, perché ha questi orari che ti permette di avere un qualcosa e di seguire anche altro. Però negli anni è andato a sminuzzarsi. Se ti ritrovi a 2 ore a fare un tot, tipo 6 classi, 2 bagni, un salone, 2 rampe di scale, però devi lavare, spolverare, fai 2 ore. Io vorrei vedere chi ci riesce. Ti dicono devi fare quello che riesci, cioè non è il lavoratore, la ditta che te lo dice. Loro ti dicono hai 15 minuti per classe, dovresti riuscire. A volte dici no, faccio il giusto, corro quello che è giusto, però alla fine vedi che corri di più, perché il lavoro non lo vuoi perdere. Perché se ti dicono sei tutelata e tutto quanto, però nello stesso tempo tu ormai vivi con la paura di perdere il posto, con la paura di perdere lo stipendio. E questo io lo vivo da 18 anni, ogni anno.